flamenco che ha aperto questa puntata è un chiaro riferimento alla dominazione spagnola di Castelsardo. Mentre la prima ricetta che cucineremo insieme ha subito le influenze della dominazione genovese. Musica! Volare, oh, cantare, oh, nel dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo felice più in alto del sole ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù con me. L'esplosione poi, dolce, dolce, una pronta tutta atomica. Tra la musica, dolce, dolce, tutto andava giù. Mentre la TV, vedila perché è tropicana, yeah. Mentre la TV, vedila perché è tropicana, yeah. Grazie al Taratata Group che ci accompagna in questa puntata. Luglio col bene che ti voglio, vedrai non finirà. Luglio mi ha fatto una promessa, l'amore porterà. Anche tu, in riva al mare, tempo fa, amore, amore, mi dicevi luglio ci porterà fortuna, poi non pioventa più. Vieni da me, c'è tanto sole, ma ho tanto freddo al cuore se tu non sei con me. Bentornati a Fornelli d'Italia. Andiamo a vedere se le nostre vongole. Una zebra tua è una grande novità, è un amico di papà, me l'ha data un manager. Una zebra tua che c'è a tua, Togliamoli dal fuoco. è una grande novità, me l'ha data un manager, grande amico di papà. Una zebra tua che c'è a tua, una zebra tua è una grande novità, me l'ha data un manager, grande amico di papà. Una zebra tua che c'è a tua, una zebra tua, grande amico di papà. Taratata Group. Voglio dirvi questo. Che cosa fa la zebra Pua? Fa quello che facciamo noi. Guarda la pubblicità. Dimmi quando tu verrai o mangerai, dimmi quando, l'anno, il giorno e l'ora in cui forse tu mi bacerai, se mi vuoi dire. Bentornati a Fornelli d'Italia. È il momento della seconda ricetta. Prima però dobbiamo fare un po' di pulizia qui sul Quando sei Maria Dolore, quando sei che mal d'amore, quando sei Maria Slovella, quando sei Maria Dolore, quando sei Maria Dolores, quando sei che mal d'amore, quando sei Maria Slovella, quando sei Maria Dolore. Baila, 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 baila.
esta rumba, esta chitarra, però non sempre cantare, però non sempre cantare, però non sempre cantare, esta rumba, esta chitarra, però non sempre cantare. Bentornati insieme a me le ricette della prossima puntata di Fornelli d'Italia. Grazie, arrivederci. Ma la stella ancora più bella non in cielo è qui vicino a me, a Saint-Tropez. Mediterranea, musica! Con le pinne, fucile ed occhiali, quando il mare è una tavola blu, sotto il cielo di mille colori, ci tuffiamo con la testa all'ingiù, mentre tutta la gente è assopita sulla sabbia bruciata dal sole, ci scambiamo nell'acqua salata un dolcissimo bacio, un dolcissimo bacio, un dolcissimo bacio d'amore. Grazie a voi. Arrivederci. Colleghiala, 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 mi dà colleghiala, colleghiala di gente coquetta, colleghiala decime che sì, colleghiala, colleghiala. Per cominciare la preparazione dei filetti di scorfano alla Mediterranea bisogna prima di tutto prendere uno spicchio d'aglio e strofinare i filetti. Origano vanno sbattuti. Adesso prendiamo i nostri filetti e li mettiamo. Ecco, dicevo, li mettiamo a marinare nella marinazione. Finché vedrai sventola bandiera gialla, tu saprai che qui si parla e il tempo volerà. Saprai quando c'è bandiera gialla. Bentornati a Fornelli d'Italia. È il momento di marinare i nostri filetti. Noi siamo figli delle stelle, figli della notte che ci gira intorno. Noi siamo figli delle stelle, non ci fermeremo mai. Bentornati a Fornelli d'Italia. Dovrebbero essere pronti di Muros, che sono elegantissimi con i loro costumi tradizionali che risalgono a 150 anni fa. Quando sei Maria Dolores, quando sei che mal d'amore, quando sei Maria Slovela, quando sei Maria Dolores, quando sei Maria Dolores, quando sei che mal d'amore, quando sei Maria Slovela, quando sei Maria Dolores. Baila, 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 baila. Ingredienti per cucinare le seadas. Prima di tutto, come avete visto, una bella Tintarella di luna, tintarella color latte, tutta notte sopra i tetti, sopra i tetti come i gatti, e se c'è la luna piena, diventi candida. Bentornati a Fornelli d'Italia per cucinare insieme a me le ricette della prossima puntata di Fornelli d'Italia. Grazie, arrivederci.